Ciao a tutti piaderoli. Allora, eccoci qua a fare il primo capitolo del giochino che avevo proposto, Is the Hotinfelgana. Intanto cominciamo subito l'avventura. Metto difficoltà normale, perché è quella che ho, non ho ancora sbloccato le altre, non avendolo mai finito. Praticamente questo gioco lo si fa solo col joystick, cioè almeno io mi trovo molto meglio col joystick, lo puoi fare con la tastiera. E niente, adesso cominciamo a vedere un pochettino cosa succede. Questo capitolo sarà molto basato sull'introduzione. Infatti adesso vedrete comunque che compaiono i sottotitoli. Così ve l'ho tradotto, ho cercato di tradurlo il meglio che potevo. E praticamente adesso si introduce, cioè praticamente questo primo video introduce i personaggi che troveremo poi nell'avventura. Quindi capiremo comunque chi sono. Se volete vedere solamente un gameplay dovete aspettare il capitolo 2, dove proprio comincerà l'avventura. Tanto qui sto dicendo che ci sono delle cose strane, che comunque è strano che ci siano dei mostri qua in Felgana. E adesso succede qualcosa. Ovviamente si dividono, ma tanto i primi mostri sono sempre dei minchioni, adesso devi insegnare come si gioca. Adesso così almeno ne approfitto per spiegarvi anche un po' a voi. Lui già mi piace Doji come personaggio. Non so se prima o poi lo userai mai, o se usi solamente il personaggio principale. Scopriremo insieme. Le musichette sono troppo belle di questo giochino. Una più bella dell'altra, sia di gioco che dell'introduzione che vedrete tra un po'. Ecco che arriva il cazzettino. Ok, qui praticamente ti spiega un pochettino i pulsanti. C'è il tasto attacco con il quale fai la serie di combinazioni d'attacco, tasto salto, poi se salti e usi il tasto attacco fai delle cose, se lo usi il tasto attacco mentre stai scendendo da un salto ne fai delle altre, quindi principalmente sono due pulsanti. E poi adesso invece ti spiega che c'è il tasto che attiva la carica quando quello che vedete lì in fondo a sinistra si carica, lampeggia, poi puoi attivare questa cosa qui che diventi molto più cazzuto e veloce e meni come un dannato. Pam! E via. Questo era comunque semplice per farti vedere un po' come funziona il gioco. Quindi principalmente per ora sono tre i tasti. Col joystick è molto più semplice ovviamente che con la tastiera. Adesso lei ringrazia che l'ha salvato eccetera, poi adesso arriva anche l'altro. Ehi! E quindi adesso c'è un po' un ritrovo di lui che è tornato a casa dopo 8 anni che è stato fuori e ritrova tutti gli amici d'infanzia, chi l'ha cresciuto eccetera all'interno della città. Comunque il giochino è molto frenetico, molto bello, e poi adesso taglierò un po' di pezzi quando sarò cioè perché certe volte mi dovrò soffermare un po' a fare soldi esperienza perché sennò non riesco ad andare avanti bene. E quei pezzi poi li taglierò ovviamente. Comunque poi vedrete. Comunque è stata una bella faticaccia a tradurre, Nel senso io non sapendo benissimo l'inglese mi sono messo lì tutto col Google Traduttore. E certe frasi da interpretare erano dure. Adesso lui non si ricorda chi è cioè adesso lei riconosce lui ma lui non si ricorda chi è. Cosa hai fatto tutto questo tempo? E lui, ma da chi sei? E ovviamente si incazza. Adesso è inutile che parli anch'io perché tanto adesso starete leggendo i sottotitoli, quindi. ...17 anni, sembra una ragazzina di 12. Oh, adesso si sveglia che ci sono anch'io. Ovviamente come molti giochi RPG il personaggio principale non dice mai una parola, perché praticamente saresti tu, no? Che lo stai impersonificando, per cui quando fa qualcosa te lo descrive come azione. Tipo si sta presentando, si sta facendo. Adesso godetevi l'introduzione che è bellissima, a mio avviso, Quindi starò zitto.
Tanto me la sto guardando anch'io. Le musiche sono bellissime. Adesso sentirete anche questo. Vedere un po' le zone dove andremo, oggetto della nostra avventura, insomma. E qui si vede già che questi personaggi qui sono tutti legati. Questo è il cattivo figo poi. Non so se è poi cattivo. Questo è lo stronzo di turno. Lei è la candida ragazza che poi si scoprirà forse ad avere dei grandi poteri. Sì, certi aspetti li rivedi in molte storie di giochi come questo. Per l'occhio di Sauron. E vedo dove parti. Dove parte la storia, insomma. Comunque io non l'ho mai finito, però si prospetta una storia molto bella. E adesso c'è il ritorno di Dodge a casa, che adesso rincontra tutta la gente che conoscevo. Ovviamente tutti sono preoccupati perché lei è stata fuori fino a tardi. Ancora ovviamente non ha riconosciuto perché essendo stato fuori 8 anni, capite bene che un po' uno cambia come fisionomia. Scusate. Quel personaggio di biondino deve essere bellino, cioè figo, mi sembra bello. Però dopo vedrete che non è tra i buoni, insomma, per adesso. Poi in questi giochi qua cambia sempre tutto. Quindi non è uno... non vi sto anticipando nulla anche perché non l'ho finito ancora, quindi... Adesso lui fa un po' il figo. E adesso ti presenti te. Che non parli ma dici... Ah, dove si presenta la carne? Ok. Che sembra uno sfigato. Vero, questo è interpretato così. E spiega che lui l'ha aiutata, che era in pericolo, quando era in pericolo lui ovviamente lo ringrazia. Cioè io mi auguro che per voi non sia troppo lento sto primo capitolo, però d'altronde bisogna... Cioè, secondo me era bello che voi capiste un pochettino la storia, se no dopo vedete personaggi e fatti che non riuscite a congiungere. Per cui mi dispiace se comunque la prima parte non c'è tanto gameplay, quasi per niente. Ti spiega che un po' la situazione qui è brutta, che non arrivano neanche più, cioè il commercio non c'è più, non arrivano visitatori, per
poi la situazione un pochettino così. E adesso entriamo in città. Questa è la città di base, non so se dopo ce ne saranno altre, però comunque questo qui è dove partite, dove dentro ci sono il fabbro, dove potete comprare le cose e tutto. La grafica mi piace, molto accattivante. E poi questi giochi qua mi piacciono, poi le musiche sono troppo belle. E lo chiede di Chester, che sarebbe il fratello di lei, che loro tre, Dodgy, lei e Chester, erano molto amici quando erano piccoli. E dice che non è in città. Adesso lei si vede che c'è qualcosa di strano riguardante il discorso di Chester. In più sveglia avranno già capito anche chi è. Però vabbè, non dico niente. Io l'avevo capito subito, giuro. E lei è titubante. Vabbè, giornata molto lunga, appena arrivati dopo un lungo viaggio. Poi, adesso lui lo vedo molto modesto come tipo Dodgy. Adesso entriamo nella locanda dove Dodgy è vissuto per la sua infanzia, insomma. Poi abbiamo Margot, che è quella che poi l'ha cresciuto. Che certe frasi potrebbero sembrare un po' non italiane, ma faccio fatica a farle tradurre troppo. Ho cercato comunque di attenermi a quello che dico, insomma. E giustamente si incazza dopo, perché gli dice potevi comunque farti sentire, scrivere una lettera o qualcosa. Adesso se mi presento dicendo cosa c'è, che comunque è un compagno di viaggio di Dodgy, c'è un amico che ho conosciuto fuori in questi 8 anni. Poi dice sarete affamati, adesso mi fa una bella bisteccona e sono lavati i piedi, sono cacchi, sono le buscate. Quindi già si vede la madre autoritaria. Ecco il biondino e il re stronzo, quindi sono questi qui, sono i cattivi, diciamo, come vanno le ricerche, stanno cercando degli oggetti, qualcosa che capiremo poi in futuro. Questi sono i posti dove si possono trovare questi oggetti che cercano. Qui sembra tipo il signor Burns. Eccellent. La mia forza, la mia maestosità saranno conosciute in tutto il mondo. Quindi sono oggetti che si presume diano un potere della miseria. Quindi ovviamente il nostro obiettivo sarà quello di trovarli prima di loro. Se qualche sottotitolo è andato più velocemente perché non me ne sono accorto quando ho registrato, quindi ho cercato di fare in maniera un po' più veloce possibile, cioè in maniera migliore nella traduzione, però vabbè, stoppate e leggete, se mi dispiace. Adesso Dodgy dice che lui andrà invece a trovare il suo maestro e basta, quindi adesso mi dice di riposarmi, ma io ovviamente non mi riposerò perché andrò in giro per la città a fare i cacchi miei, insomma. Quindi per questo capitolo direi che ci fermiamo qua, adesso quando finisce vedrete che cominciamo a giocare, quindi ci vediamo nel secondo capitolo. Ciao a tutti piaderoli!